Buongiorno, abbiamo un Dio lassù nel cielo che ha una grande forza. Abbiamo un Dio che ogni giorno provvede, un Dio che guarisce, che risponde, che dà pace a tutti noi, anche quando siamo irritati per le criticità dei vari momenti e abbiamo capito soprattutto a quali momenti ci riferiamo. Abbiamo un Dio potente, un Dio eterno, che dà la vita. C'è da chiederci di che cosa abbiamo bisogno di più, perché è veramente questo Dio lassù nel cielo che ha una forza indescrivibile. Dobbiamo soltanto sperimentarla e avere fiducia, avere fede che è davvero così. Non è soltanto la letteratura biblica, è una grande verità. Vorrei introdurre questo culto al Signore in questa domenica calda e impegnativa anche, proprio per questa situazione climatica. Vorrei introdurlo con una preghiera. Signore che sei lassù nei cieli, nessuno è simile a te. Tu hai una grande forza, Signore. Lode a te, Signore, per la tua forza. Tu provvedi ogni giorno, Signore. Provvedi anche ad ogni nostra esigenza, Signore. Te lo chiediamo perché ti chiediamo anche di guarire il nostro cuore. Noi che abbiamo accettato il perdono che viene a te, siamo stati guariti, Signore. Però ancora talvolta manchiamo e veniamo meno ai nostri doveri. E allora ti preghiamo di provvedere, Signore, alle nostre esigenze spirituali e a guarire. Ti chiediamo di perdonare i nostri peccati, Signore. Lode a te, oh Signore, perché tu ascolti e rispondi. Lode a te, oh Signore, perché quando noi abbiamo chiesto perdono per i nostri peccati ci siamo riconciliati con te, abbiamo la pace. Oh Dio potente, oh Dio eterno, oh Dio che dai la vita, sia gloria al tuo nome, Signore, sia gloria al nome di tuo Figlio Gesù Cristo. Amen. Chi lassù nel cielo è il primo canto che facciamo insieme, magari lo facciamo in piedi, perché stiamo parlando con un Signore che è Adonai Jireh, Adonai Shammah, Adonai Shalom, e lo amo. Elai. Forza
versetti tra 1 e 7, è un salmo di Davide. Io celebrerò il Signore con tutto il mio cuore, narrerò tutte le tue meraviglie, mi rallegrerò ed esulterò in te, salmeggerò il tuo nome, o Altissimo, poiché i miei nemici voltano le spalle, cadono e periscono davanti a te. Tu infatti hai sostenuto il mio diritto e la mia causa, ti sei assiso sul trono come giusto giudice, tu hai rimproverato le nazioni, hai fatto perire l'empio, hai cancellato il loro nome per sempre. È finita per il nemico, sono rovine perenni, dalle città che hai distrutto si è perso persino il ricordo. Il Signore siede come Re in eterno e gli ha preparato il suo trono per il giudizio. Pensiamo un po' a questa potenza del Re, come si manifesta. Innanzitutto si manifesta con la nostra urgenza di celebrarlo. Io celebrerò l'Eterno, è un futuro, ma è un futuro che deve avere un valore di presente assoluto. Io lo celebro ogni giorno, ognuno di noi deve celebrare ogni giorno l'Eterno, lodandolo per le sue meraviglie. Io lo celebro con tutto il mio cuore, devo essere attento nella celebrazione del Re, di essere assolutamente sincero di cuore, e voglio dire che devo essere attento perché ci succede, vero? Di non distrarmi, devo essere attento a quelli che sono i miei nemici, quelli che sono i miei nemici. Io non ho dei nemici, se qualcuno sente in me un nemico, chiaramente fuori da qua, può anche essere, non lo so. Certamente io non sento nessun nemico come persona, però sento che il nemico spirituale, il peccato, insidia. E allora i nostri nemici sono i peccati che ci insidiano. Ci sono tanti peccati che pesano, tante tentazioni che pesano sulle nostre situazioni. Io ho avuto per esempio una grande tentazione di tipo fiscale ultimamente, perché ci troviamo in un mondo in cui è così difficile assumere delle condotte che siano quelle corrette che il Signore vuole, e queste sofferenze, questi nemici ti assalgono, ma il Signore ti aiuta a sconfiggere questi nemici e ti aiuta a dare una nuova luce, una nuova visione alla tua vita, così come ha fatto con il popolo di Israele quando ha sconfitto i nemici. E voi ve lo ricordate, per gli incontri di Koinonia, queste città sono state distrutte, non rimane nulla di loro, tanto è vero che la parola dice: tu hai rimproverato le nazioni, hai cancellato il loro nome per sempre. È finita per il nemico, delle città distrutte, è scomparso il ricordo, non ci sono nemmeno resti archeologici che parlano di molte città distrutte dalla Bibbia. E allora ecco che noi possiamo veramente dire che ogni Dio provvede, che ha una forza potente, come abbiamo letto e cantato. Il canto che segue lo facciamo ancora tutti insieme, anche coloro che ci seguono da casa, ciò che respira dia lode al Signore, proprio questo senso di appartenenza ad un mondo che è fatto persino del mondo animale, del mondo vegetale, tutto ciò che respira. Qualche volta sei in mezzo alla natura e dici: tutto quello che respira, il mare per esempio, rende lode a te, Signore, che sei il creatore. Abituiamoci a vivere la vita in questa dimensione, nell'osservare tutto quello che respira, che dà lode al Signore, perché è così in effetti. E la distesa per risplende, la sua
Respiriamo, lode a te Signore, perché noi respiriamo. Sia lode a te Signore, nel tuo Tempio, quello che tu hai creato è il tuo Tempio. Però il tuo Tempio è anche Gesù Cristo, il tuo Tempio è anche il trasferimento dello Spirito Santo nella nostra presenza, di ognuno che ha creduto in te Signore. Alleluia. Con gli strumenti a corda, con le voci, quelle più intonate, quelle meno intonate, Signore, con questi strumenti musicali che abbiamo qui dentro. In ogni tempo, Signore, lode a te, da noi che respiriamo, sia lode al tuo nome, Signore, e al nome di tuo Figlio Gesù Cristo. Amen. Prego, accomodatevi. Noi respiriamo perché siamo completi in Cristo, che è il nostro rifugio. E il canto numero 69 dice proprio questo. Tu sei il rifugio mio. Noi abbiamo un rifugio in Cristo. In Lui possiamo confidare, anche nelle nostre debolezze. La nostra forza è nel Signore. Tu sei il rifugio mio. Lode a te, Signore, perché tu sei il rifugio mio. Ascolti, non confidi ancora pienamente nel Signore, chiedigli
in preghiera, che Lui ti cambi la vita, che Lui possa indurti veramente a confidare in Lui con la certezza, con la consapevolezza che Lui è un grande rifugio. Vorrei invitare ciascuno a dare delle testimonianze in preghiera, delle testimonianze in lode. Io, Signore, ti lodo perché tu sei il mio rifugio. Che cosa è successo questa settimana, in questi giorni, in questo mese, che ti ha colpito particolarmente, che ti ha fatto capire che tu, Signore, sei il rifugio mio? Vi lascio la parola proprio per questa preghiera. Signore, ti ringraziamo perché questa mattina possiamo percepire anche la tua ombra, quella frescura che in questi giorni abbiamo bisogno, Signore, per proteggerci dal caldo, dall'eccessivo caldo. Signore, in te troviamo questo beneficio che fa bene al corpo, che fa bene allo spirito. Questa mattina, Signore, in un contesto ecclesiale, in un contesto di vita comunitaria, Signore, vogliamo esaltarti, vogliamo benedire il tuo nome, Signore, per il privilegio di essere dentro i tuoi cortili, per la possibilità, Signore, di ascoltarti, Signore, non solo come Dio, ma come persone. Questa prossimità che percepiamo, Signore, soprattutto quando viviamo il pericolo, quando viviamo le difficoltà. E oggi gioiosi, Signore, veniamo davanti a te, veniamo in questo rifugio, Signore, nel quale troviamo la shalom, troviamo la pace, e oggi prendiamo per ciascuno di noi. Soprattutto la prendiamo perché Gesù ci ha messi nella condizione di poter stare alla tua presenza. E in Lui e per mezzo di Lui, Signore, noi ti benediciamo questa mattina. Amen. Signore Gesù, tu sei il nostro rifugio, tu sei il mio rifugio, in special modo in questi tempi travagliati. Vedete in te, Signore, ha trovato la sua rocca. Signore, ti supplico per me e per tutti noi. Continua a farci da scudo, continua a intercedere per noi, presso il Padre Celeste. Amen. Amen. Signore, sii il rifugio delle persone che vivono la sofferenza, il disagio, sii il rifugio, Signore. Amen. Il rifugio. Ho incontrato in questi giorni due fratelli di Reggio Emilia che hanno trovato un rifugio del Signore nel momento più drammatico della loro esistenza. Sono andati ad un campo cristiano alla fine del mese di dicembre di alcuni anni fa, 3 mi pare, e il loro bambino di 10 anni era seduto nel camper, un camionista ha avuto un colpo di sonno, un malore, e si è rovesciato contro questa vettura. Il bambino è morto, è andato col Signore, perché era un bambino particolarmente sensibile alla parola e a tutte queste cose che hanno accompagnato anche le nostre esperienze.
E i genitori sono rimasti a raccontare questa vicenda, a sedimentare questo lutto, a rielaborarlo. E hanno trovato un rifugio del Signore. E allora io penso che sono stato indispettito dalle mascherine, disturbato anche al solo pensiero che i miei colleghi hanno fatto la didattica a distanza. Sono stato disturbato persino un po' io, che non ho subito questo disagio. Ho subito altri disagi perché la nostra generazione, come sapete, è abbastanza resistente alle tecnologie. E queste persone che hanno vissuto questo fatto così drammatico, questa madre e questo padre che hanno visto il bambino morire travolto, hanno trovato in Dio un rifugio e continuano a trovarlo. Signori, vi leggo il Salmo numero 9 tra i versetti 8 e 15. Giudicherà il mondo con giustizia, giudicherà i popoli con rettitudine. Il Signore sarà un rifugio sicuro per l'oppresso, un rifugio sicuro in tempi d'angoscia. Lo ripeto, il Signore sarà un rifugio sicuro per l'oppresso, un rifugio sicuro in tempo d'angoscia. Quelli che conoscono il tuo nome confideranno in te, perché, o Signore, tu non abbandoni quelli che ti cercano. Salmeggiate al Signore che abita in Sion. Raccontate tra i popoli le sue opere, perché colui che domanda ragione del sangue si ricorda dei miseri e non ne dimentica il grido. Abbi pietà di me, o Signore, vedi come mi affliggono quelli che mi odiano, o tu che mi fai risalire dalle porte della morte affinché io racconti le tue lode. Alle porte della figlia di Sion festeggerò per la tua salvezza. Le nazioni sono sprofondate nella fossa che avevano fatta. Il loro piede è stato preso nella rete che avevano tesa. Questo dal versetto 8 al versetto 15. Noi possiamo correre dal Signore, come dice il canto numero 122. Noi possiamo correre dal Signore e trovare in Lui un rifugio. Ci guarda, ci conosce e ci carezza. Carezza ancora una volta Michele e Antonella. Ti prego perché tu possa ancora una volta, come hai già fatto quando io non li conoscevo, abbracciarli e stringerli per questa perdita. Ti preghiamo, Signore, per Michele e Antonella. Benedici il loro dolore e la loro testimonianza, Signore. Te lo chiediamo nel nome potente di Gesù Cristo, che si china su di noi e che ci carezza come un padre. Lode a te, oh Signore, perché noi possiamo veramente correre da te, non occorre che camminiamo
Anche se abbiamo gambe malferme, possiamo correre a te, Signore. Sia benedetto il tuo nome, in nome di Gesù Cristo. Amen. Ascoltiamo la parola e quello che il Signore ha messo nel cuore a Riccardo, che porterà il messaggio. Non posso farvi vedere quello che vi vorrei far vedere, però immaginatelo. Prendete una coppa, magari di quelle per i grandi eventi, Laura, no? Quelle coppe belle che si mettono davanti al commensale. Poi prendete una caraffa di vino o di acqua e piano piano riempite questa coppa. Chiaro che all'ospite non puoi mettere una coppa che trabocca, se no sarebbe un grande errore della tavola. Però immaginiamo che ci è consentito farlo, di prendere questa coppa e renderla traboccante. Una coppa traboccante per un buon Ferragosto. Conoscete la storia della celebrazione di questa festività e come nel corso dei secoli si è modificata, adattata. Feriae Augusti, spero di non sbagliare col latino. La locuzione latina ci dice che il termine significa il riposo di Augusto, imperatore romano del XVIII secolo a.C. La Roma di oggi, i suoi monumenti, l'architettura, il marmo sono una sua eredità. Era una giornata di riposo e di festeggiamenti, chiaramente sempre legata alla celebrazione di divinità pagane, in particolare alle divinità della terra e della fertilità. Oggi si ricorda nella tradizione cattolica l'assunzione di Maria in cielo. Chiaramente la Bibbia non parla di quello, perché solo uno è risorto dai morti, Cristo Gesù, il Signore. Quando il dogma supera l'autorità e la veridicità della parola, si va verso altre direzioni. Invece il Ferragosto nella cultura della massa, di popolo, oltre a rappresentare la cosiddetta gita fuori porta, diversi magari di noi o di voi oggi avranno una piccola gita, qualcuno magari è già sul posto con una bella griglia accesa. È stata una festa che aveva a che fare con il lavoro. Ancora oggi, in giorno di Ferragosto, le autorità, i prefetti, credo, visitano le sale operative per controllare il lavoro delle forze di polizia. Fino ai primi decenni del secolo scorso, nelle regioni industrializzate del nord Italia, in particolare il Piemonte e la Lombardia, era usanza che i datori di lavoro donavano premi economici o beni commestibili affinché i loro dipendenti potessero trascorrere il Ferragosto con le loro famiglie con una gioiosa serenità. Nei cantieri edili, già a fine luglio, veniva issato un ramo d'albero sulla costruzione che si stava realizzando, che ricordava al datore di lavoro, pensate, anche in una forma scherzosa, che aveva preso un impegno con i suoi dipendenti di offrire qualcosa. Quindi quando gli operai mettevano l'albero sulla costruzione, si aspettavano qualcosa, un dono dal datore di lavoro. Vorrei tentare di offrire
una riflessione traboccante, possiamo dire così, prendendo spunto dal Salterio, sappiamo che riguarda tutti i 150 salmi, al fine di essere rassicurati della provvidenza di Dio, affinché le nostre vite rimangano stabili anche in tempi di crisi, facendole crescere piuttosto, offrendo fiducia non solo ad un presente non sempre corrispondente alle nostre aspettative, ma anche in un futuro caratterizzato da incertezze. Alcune domande che ci possiamo porre: ma il lavoro ci sarà per tutti? Questa settimana un fratello mi diceva: mia moglie ha trovato lavoro. È vero, è una benedizione. La terra sta bruciando, come anche le inondazioni sempre più frequenti dovute ai cambiamenti climatici. Domanda: l'uomo riuscirà a non arrivare a quel famoso punto di non ritorno? Spesso si parla di questo in televisione. Il Covid-19 è ancora un nemico da combattere? Domanda: con quali strumenti? Eppure, entrando nel Salterio, sappiamo cosa Dio vuol fare delle nostre vite, e vorrei proporvi questo versetto che è come aprire le tende di un sipario, che ci lascia vedere questa mattina l'opera di Dio. Salmo 1, versetto 3. Parlando di me, parlando di te, parlando di coloro che entrano nel Salterio, c'è questa promessa: egli sarà come un albero piantato vicino a ruscelli, il quale dà il suo frutto nella sua stagione e il cui fogliame non appassisce, e tutto quello che fa prospererà. Egli sarà come? C'è un'opera che Dio vuole fare con noi e in noi. C'è una coppa che Lui vuole riempire affinché sia traboccante. Nello stesso tempo ha offerto una coppa al Figlio che Lui ha bevuto al posto nostro, e c'era la sua ira. Non era buona quella bibita. Era una bibita destinata a ciascuno di noi, ma lo ha presentato a colui che poteva compiere quest'opera. Negli ultimi momenti della vita di Gesù, in preghiera è scritto: Padre, se possibile, allontana da me questo calice. Si tratta di rispondere ad una semplice domanda: con quale scopo viviamo? L'unico scopo è quello di credere, di avere fiducia in un Dio che sa trasformare ogni uomo e ogni donna, peccatore o peccatrice, in una nuova opera, qualcuno o qualcuna diverso da ciò che era prima, che avrebbe avuto priorità, desideri, passioni rinnovate, che avrebbe visto la Chiesa come un contesto nel quale trovarsi sereno, appagato, apportando il proprio contributo non solo al Signore, ma a tutti i suoi fratelli, che avrebbe praticato la cultura dell'onore nel stimare gli altri più di se stessi, amarli quanto avrebbe amato se stesso, e allora tutto quello che fa prospererà. Non solo se si occupa di un servizio in chiesa, non solo quando è in casa e in famiglia, ma anche quando è al lavoro. Oggi, Ferragosto, Feria e Augusti, ci riposiamo. Con quali promesse? Vorrei portarvi virtualmente all'interno del Salterio, leggendo con voi due testi presi da due rispettivi salmi, il Salmo 16 e il Salmo 23, con il desiderio che il Signore oggi, con la sua parola, riempia la vostra coppa affinché le sue benedizioni siano traboccanti. Fiducia in una coppa traboccante. Vorrei leggere due versetti del Salmo 16, versetti 5 e 6, e guardate questo aspetto che
spesso sfugge di quello che è Dio per noi. Il Signore è la mia parte di eredità e il mio calice. Tu sostieni quello che mi è toccato in sorte. La sorte mi ha assegnato luoghi deliziosi. Una bella eredità mi è toccata. Non avevo mai riflettuto che il Signore è anche il mio calice. Ed è un calice non vuoto. È un calice traboccante. Vogliamo pregare? Signore, veniamo a te questa mattina con l'ambizione, con la fiducia, che tu possa riempire ognuno di noi. Forse questo calice è vuoto, forse questo calice ha bisogno di quel nutrimento che può venire solo da te. In tempi di calura il corpo umano ha bisogno di acqua. E questa mattina che il tuo spirito possa nutrirci, che il tuo spirito possa portarci nella profondità della tua parola e possiamo trattenere le tue parole in questa coppa per la benedizione di ciascuno di noi. Ti preghiamo con riverenza, con sottomissione e con delle grandi aspettative nel nome di Gesù. Amen. 2 domande in premessa. Perché il Signore è il mio calice? Che significato ha nelle scritture? D'altronde siamo abituati a conoscerlo come il mio pastore, il mio rifugio, il mio salvatore, il mio Signore, un Padre amorevole, una roccia. Ognuna di queste immagini comunica un aspetto unico e importante del nostro meraviglioso Dio e della nostra relazione con Lui. Perché rappresentarlo come un calice? La coppa o il calice, sia nella cultura ebraica che in quella pagana, rappresentava il destino di una persona. Possiamo rileggere il versetto 5 del Salmo 16, aggiungendo e modificando questa parola: il Signore è la mia parte di eredità e il mio destino. Il Signore è la mia parte di eredità e il mio destino. La coppa o il calice rappresenta nelle scritture le benedizioni ma anche le maledizioni. Un testo significativo lo troviamo in Isaia capitolo 51, versetto 17, ed è una riprensione ad Israele. Risvegliati, risvegliati, alzati, Gerusalemme, che hai bevuto il calice e la coppa di stordimento e l'hai succhiata sino in fondo. Dio ha pietà per la sua città, per la città che aveva il Tempio, sua dimora. I suoi abitanti sono sollecitati ad un risveglio, sollecitati a ritornare sui propri passi, sollecitati a riappropriarsi delle benedizioni di Dio. Stanno bevendo non dal suo calice, ma stanno bevendo un'altra bibita, inebriante, che non ha nulla di buono da offrire al loro destino. Pertanto questa mattina vorrei e vogliamo bere alla sua coppa per un buon Ferragosto. Vogliamo alzarci in piedi e leggere e ascoltare il Salmo 23, poi ci sediamo, perché il Signore ha qualcosa da dirci questa mattina con queste parole. Il Signore è il mio pastore, nulla mi manca. Egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli, mi guida lungo le acque calme. Egli mi ristora l'anima, mi conduce per sentieri di giustizia, per amore del suo nome.
quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e la tua verga mi danno sicurezza. Per me, tu imbandisci la tavola sotto gli occhi dei miei nemici, cospargi di olio il mio capo, la mia coppa trabocca. Certo, beni e bontà mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita, e io abiterò nella casa del Signore per lunghi giorni. Amen. Amen. Possiamo sederci. Se avevi qualche dubbio, questo salmo lo rimuove. Se avevi qualche ansia questa mattina, beh, ti troverai nella bellezza e nella grandezza del piano di Dio. L'immagine di un pastore è sicuramente molto più intuitiva. Essa infatti è caratterizzata da una devozione che il Signore ha nei nostri riguardi. Nulla manca. Significa che cura il suo gregge in una maniera impeccabile. Ma l'immagine del gregge sparisce e si diventa altro. Si diventa dei commensali. L'immagine di una tavola, che ricorderemo poi con la cena del Signore. L'immagine di coloro che sono seduti al suo tavolo e sono serviti di ogni bene. Il testo ci dice: la mia coppa trabocca. La scena si sposta dall'aperto, da una zona rurale, da un pascolo verdeggiante, direi anche in un contesto di transumanza. La transumanza era un viaggio del gregge dalla montagna al mare e viceversa, dato che bisogna passare anche nelle valli impervie, nelle valli pericolose, c'è l'idea di questo movimento. Ma poi quello che a noi riguarda oggi con la coppa, arrivare ad una tavola da pranzo, possiamo dire. Quale immagine se non una cura particolare riservata? Dio ha cura dei tuoi bisogni, come lo ha fatto anche per Davide. Come mai quel calice trabocca? Significa che la risposta di Dio va oltre i propri bisogni. La coppa non è solo piena, ma traboccante. Allora, il primo punto di questa mattina potrebbe essere questo: il Signore provvede alle tue necessità. Il Signore provvede alle nostre necessità. Non so quali siano, ma il Signore le conosce. E allora, se volessi parafrasare i primi 5 versetti del Salmo 23, potrei dire questo: poiché il Signore è il mio pastore, nulla mi mancherà. Il Signore mi darà tutta l'erba di cui ho bisogno per mangiare e tutta l'acqua che ho bisogno di bere. Io so che mi rinnoverà. Il Signore mi fornirà anche la guida di cui ho bisogno. È uno scopo ultimo nel seguirlo sul sentiero. Anche quando la via è una via oscura, non devo aver paura, perché il Signore sarà presente con me per consolarmi. E prima di arrivare ad una coppa traboccante, bisogna prendere coscienza che tutto è provveduto: cibo, guida, uno scopo e il conforto. Secondo aspetto, il Signore provvede alla nostra abbondanza. Nei versetti 5 e 6 non siamo più pecore nel campo, ma ospiti in casa. Il pastore ci ha portato a casa sua, dove le sue provviste vanno oltre le necessità della vita. Nel contesto delle immagini circostanti, il mio calice trabocca, simboleggia l'abbondanza che il Signore ci offre. È vero che il Signore è il mio pastore. Noi subito pensiamo all'immagine del pastore, ma nella cultura orientale il pastore era metafora di un re. Perciò il re di una nazione era anche il pastore
della nazione. Pertanto fuori dai campi avrai erba dal pastore, ma poi il re ti invita a tavola. Questa duplicità. Cosa accade? Accade che Dio prepara una tavola davanti a te. Siamo abituati a rendere omaggio a Dio, cercando di fare il meglio che possiamo, ma qui è il contrario. È Lui che rende omaggio a coloro che sono seduti. Pensate che solo Dio abbia pensato ad un invito del genere con ogni riguardo? Anche Gesù lo ha fatto, con i suoi discepoli e per i suoi discepoli, invitandoli ad una ricca colazione. Come sono le vostre colazioni? Allora, Maria so che ama il pane con un po' di aglio e olio sopra. Quindi Maria ha il gusto del salato la mattina. Però qualcuno... Mulino bianco. Mulino bianco Vittorio. Poi altri gusti? Salato, io salato. Tu salato. Ok, quindi Alexandra, per chi non ci vede, salato. Anche io salato. Anche tu, Venere, ama il salato. E gli altri? Il dolcino di mandorle Salvatore. Abbiamo svelato il suo segreto delle 10, delle 9:30, 10 di mattina. Un dolcino in una nota pasticceria di Udine. Però non prende il caffè. Da pochi giorni morto il Signore Gesù, ma anche risuscitato dai morti. Apparve ai suoi discepoli invitandoli a colazione, pensate. E in questo è una colazione internazionale, quindi non è quella europea. Erano stanchi, affamati, rattristati per la perdita del maestro, non sapevano che proprio colui li avrebbe invitati a colazione. Andiamo a leggere il Vangelo di Giovanni capitolo 21. Questo non l'ho scritto, quindi chiedo scusa alla regia, ma nel frattempo che parlo, se posso chiedere di cercarlo diversamente, lo posso leggere io. Giovanni capitolo 21, versetti 12 fino a 14 per coloro che hanno le nostre Bibbie. La nostra, versione. Giovanni capitolo 21, versetti 12, 13 e 14. Qui la pesca non era andata bene, anzi non avevano pescato nulla, però una voce dice: buttate lì. E quella sera c'erano diversi pesci in quella rete. Eppure c'è qualcosa che Gesù fa che è molto interessante, perché è la stessa cosa che ha fatto con i suoi discepoli: prende l'iniziativa di fare qualcosa. E io vorrei leggervi questi versetti. Gesù disse loro: venite a fare colazione. Vedete l'invito? È un po' come intorno a quella tavola. E nessuno dei discepoli osava chiedergli: ma chi sei? Sapendo che era il Signore. Gesù venne, prese il pane e lo diede loro, e così anche il pesce. Questa era già la terza volta che Gesù si manifestava ai suoi discepoli dopo aver risuscitato dai morti. Venite a fare colazione. Una colazione completamente diversa dai particolari che si vedono alla tavola che il Signore prepara per i Suoi. Preparare significa disporre, mettere in ordine, poggiare le posate, il cibo. Ogni cosa è al giusto posto. Non so se avete osservato le feste solenni, i matrimoni, quanta cura è riservata proprio al tavolo. Laura che si occupa di catering, giusto? Ricordo male? Quanto è importante la tavola, i particolari della tavola. Non è solo il piatto, ma tutto quello che sta intorno al piatto. Qualcuno usa i fiori sulla tavola, qualcuno mette della frutta, le posate. L'ordine delle posate ci dicono qualcosa. I calici, quanti calici? Acqua, bianco,
poi c'è il rosso, coppa più larga, poi c'è il flute del prosecco, champagne. La cura della tavola. Eppure anche Gesù prese il pane e lo diede loro, così anche il pesce. E mi chiedo, siamo in grado di vedere Dio come lo vede Davide, come Gesù si presenta ai suoi discepoli? A volte dimentichiamo la cura tenera e particolare che Dio ha nei nostri riguardi, ogni giorno. Siamo consapevoli della cura particolare che il Padre e il Figlio hanno per ciascuno di noi? Lo stesso servizio è disponibile per tutti i credenti. In una giornata come quella di oggi, di Ferragosto, di riposo dal lavoro, a ciascuno di noi viene assegnato un posto a questa tavola regale, perché ospitati dal Re. Ci ha prima accompagnati per i campi come pecore, ora ci lascia sedere intorno al tavolo. Non è finita. Tu prepari una tavola davanti ai miei occhi. Significa che il suo occhio è su di te, che sei seduto. A volte quando siamo a un ristorante ci fa piacere l'occhio del cameriere, è vero? Alcuni sfrecciano, si muovono come satelliti nel ristorante e qualcuno ha l'occhio. L'occhio se ti manca qualcosa, perché vuole onorarti alla tavola. Mentre apparecchia, questo grande maestro ti guarda e nel frattempo dispone tutto quello che ti necessita per offrirti un buon pasto. Significa vedere l'amore di Dio non solo espresso come sentimento, ma come azione, la scelta di apparecchiare e di provvedere ai tuoi bisogni, andando anche oltre, perché la coppa è... com'è la coppa? Traboccante. Versetto 5. Per me tu imbandisci la tavola sotto gli occhi dei miei nemici. Houston, abbiamo un problema. La presenza dei nemici è inquietante a tavola, è vero. Mario, potrei dire che la tavola è sacra, non ci dovrebbero essere disturbi. Mia nonna ogni tanto raccontava qualcosa a tavola e papà diceva: mamma, a tavola dobbiamo stare tranquilli. Avresti voglia di mangiare con dei nemici? Ah, io no. Davide si è trovato in questa spiacevole circostanza. Avere dei nemici in casa. Nemici familiari che spesso erano seduti al suo tavolo. Ogni tanto rifletto che basta avere un'arrabbiatura e perdi l'appetito. Non c'è appagamento in quel momento, vorresti essere lasciato in pace. Eppure Dio apparecchia la tavola per te anche quando alla stessa tavola ci sono commensali non graditi. Le ferite più gravi che possiamo ricevere non arrivano dagli sconosciuti, ma sono quelle che giungono dalle persone che abbiamo amato e che sono parte della famiglia. Davide sta dicendo che nonostante ci sia contrasto, opposizione alla tavola, il Signore non sta venendo meno nell'onorarlo. È una visione di un Dio che agisce in modo tale che non siamo definiti dalle circostanze. Questa è la trappola di tutti noi. Noi spesso siamo definiti dalle circostanze, ma quanto dal fatto che siamo seduti a tavola e Lui la imbandisce per farci del bene e per riservarci il suo onore. Il pastore e re, abbiamo osservato le due immagini nello stesso salmo, unge con olio il tuo capo. Ma pensate, unge il tuo capo con olio. Cospargi di olio il mio capo, versetto 5, che abbiamo già letto. La mia coppa trabocca. Le caratteristiche dell'olio e cosa significa. Doveva essere un olio profumato, veniva offerto per rinfrescare l'ospite dal lungo viaggio. Aveva un odore particolare che conferiva all'ospite un certo benessere. Alla tavola non c'era solo il profumo del cibo,
ma anche il profumo dell'olio sul capo dei commensali. È anche una riconferma della propria vocazione. Davide è stato unto con olio in preparazione della sua incoronazione, era bambino. Un sacerdote va dalla sua famiglia e lo cerca fino a che non lo trova, e lì c'è la prima unzione. Significa che sarebbe stato guidato dallo Spirito Santo a farlo nel miglior dei modi, al compito regale a lui riservato. Quindi c'è una benedizione della continuità. Noi siamo benedetti nella continuità, non solo in quel momento in cui ci siamo arresi a Cristo, ma c'è un'opera straordinaria che va avanti. Vi leggo una frase di un uomo di Dio del 1800-900, Charles Spurgeon. Non lo cito mai, ma oggi vorrei farlo. E lui dice così: si vive fruendo ogni giorno di questa benedizione, ricevendo una nuova unzione per i doveri di ogni giorno. Ogni cristiano è sacerdote, ma non può esercitare l'ufficio sacerdotale senza unzione. E quindi dobbiamo andare giorno per giorno a Dio per mezzo dello Spirito Santo. Un sacerdote senza olio manca della qualifica principale per il suo ufficio, e il sacerdote cristiano manca della sua particolare idoneità al servizio quando è privo di una nuova grazia dall'alto. Questa unzione oggi a cosa riferisce? Chi sono i coinvolti di questa unzione? Sono i credenti e coloro che credono. Vorrei portarvi in Prima Giovanni, capitolo 2, versetti da 24 a 27. Prima Giovanni, capitolo 2, versetti da 24 a 27. Quanto a voi, dirà l'autore, ciò che avete udito fin dal principio rimanga in voi. Se quel che avete udito fin dal principio rimane in voi, anche voi rimarrete nel Figlio e nel Padre. E questa è la promessa che Egli ci ha fatta, la vita eterna. Vi ho scritto queste cose riguardo a quelli che cercano di sedurvi, ma quanto a voi l'unzione che avete ricevuta da Lui rimane in voi, e non avete bisogno dell'insegnamento di nessuno, ma siccome la sua unzione vi insegna ogni cosa ed è veritiera, non è menzogna, rimanete in Lui come essa vi ha insegnato. Quello che è importante, cari amici, cari fratelli, il Signore ci cosparge con olio per rinfrescare il nostro viaggio, e che l'unzione, come dice l'Apostolo Giovanni, è un'unzione che rimane in qualsiasi circostanza siamo a vivere. L'olio è posto sul capo in modo tale che possiamo essere serviti a tavola e rimanere con il Signore. Possiamo anche profumare coloro che sono intorno a questa tavola, nemici compresi. Siamo abituati a vedere la vita come un bicchiere o mezzo pieno o mezzo vuoto, è vero? Spesso diciamo così. Come la vedi questa cosa? In questa prospettiva o in quest'altra? Beh, invece Dio ci offre una coppa traboccante, è tutto diverso, è vero? Tutta un'altra prospettiva. Perché questa generosità? E adesso andiamo nella parte più cruenta, più intima, più difficile di questa riflessione. Perché tanta generosità per i peccatori? Mi chiedo. Perché tante attenzioni proprio a quel ladrone sulla croce? Qualche commentatore afferma che i due ladroni rappresentano il bivio di una umanità che ha il privilegio nella grazia di cambiare rotta al loro destino. Bere una coppa diversa da quella che avrebbe bevuto, che in quel giorno Gesù sceglie per volontà del Padre di bere. Quando Gesù era nell'orto del Getsemani, agonizzante in preghiera al Padre per la sua morte imminente, disse, Matteo capitolo 26, versetto 39, Matteo 26,
39, e andato un po' più avanti, si gettò con la faccia a terra, pregando e dicendo: Padre mio, se possibile, passi oltre da me questo calice, ma pure non come voglio io, ma come vuoi tu. Il calice della sofferenza di Gesù era il calice dell'ira versato dal Padre. Gesù ha bevuto fino all'ultima goccia, affinché non potessimo neanche sentire l'odore di quello che era in quel calice. Ed era un odore sgradevole, era un liquido difficile da bere. Vorrei ora presentarvi i contenuti della coppa che Gesù ha bevuto al nostro posto. Romani capitolo 5, versetti 8 e 9. Ecco cosa c'era in quella coppa. Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Tanto più dunque, essendo ora giustificati per il suo sangue, saremo, per mezzo di Lui, salvati. Da che cosa? Dall'ira. Ecco cosa c'era in quella coppa. C'era il giudizio su tutte le nostre vite. Non c'è nessun giusto, neppure uno. Tutti sono privi della gloria di Dio. Due coppe diverse, una riservata a Gesù affinché tu potessi sedere a quella tavola e avere una coppa traboccante. I benefici a noi indirizzati sono da ricercare in questa frase detta proprio da Gesù, Giovanni 10:10. Giovanni 10:10. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Non so se la tua coppa in questo momento è traboccante. La mia ha bisogno ancora di essere riempita. La mia. Ma per fede, con fiducia, possiamo affermare che Dio la riempirà, perché fedele rimane alle sue promesse. Tra le attenzioni della tavola, ma anche del suo occhio attento, affinché non manchi nulla, c'è anche un olio che non solo profuma, ma ci ricorda che siamo suoi. L'unzione, come diceva Giovanni, rimane. Concludendo, posso dirti e posso dirvi e posso parlare anche a me stesso. Ecco una coppa traboccante nel giorno di Ferragosto, provvedendo alle nostre necessità, provvedendo alla nostra abbondanza, provvedendo alla croce, l'invito per farti sedere a quella tavola. Il Signore è il mio pastore, nulla mi manca. Buon Ferragosto.